Quando si tratta di mangiare, nessuno si tira indietro. Neppure i nobili signori, disposti a tutto. Buongiorno, qui è Radio San Pace Basso, la vostra radio Bograstulai. Inviate i vostri commenti con l'hashtag Critico Tutti. Abbiamo al telefono la signora Ugudrottu, appassionata di storia delle ferrovie. Sentiamo cosa ha da dirci. Da Polesiscire una cosa? Sfogliando i giornali che si pubblicavano in Sardegna mentre si portava a compimento il progetto della ferrovia, una cosa si capisce subito. Ci via pago di nai. I chilometri sientavattos a pago e a discanso. Ma ci via cosa me ne va pai? Toccherà biri chi ne va a gara e chi ne va a para. L'Avvenire di Sardegna, il 1° maggio del 1871, racconta l'inaugurazione della linea Casti du decimo bides Orrisi, narendi de un grande pranzo concordato su municipi bides Orrisi, a onde ci via gazzos avuta salame, nigela, ovasta, insalata, o sbuddios a tostao e confittura, pane e champagna, e cardulino, cordolo con pisurci, mannare da slingua de boia, ligustas, frittatas de gianchetto e orziadas. Tutto portanza a mesa, aici commenti si dappo numerao. E conta, finzas, chi gando i servitori snoffiante all'estrus a portai, cavalleris ducas marchesos contis e commendaroris, currianta a scempiare in cucina, a recuperare su chi vorianta, po non di lassai ai satrus, poche rari, an così ve senti squartaraus a razze e stili. Duncas, pago dinai, chilometrus pagos, ma mortura e famine, gindi vianta carrettonis, spezia tra sa nobiltadi. S'hanno un fatto, pos inaugurazione de sa linea Castedoristanis, ci vianta 300 personas e sa banda de su terzo reggimento. E chi ne scire itta totus incianti calau a Brenti, cussus intrusos. E tra brindisi e rinfreschi, refeziones concordadas sutta de tendas imbanderadas, colazione all'aperto, allegri desinari e banchetti ufficiali, s'aggiunge chilometro a chilometro e sa rete ferroviaria andata innantisi. Ma io preguntavo prima, chi ne pagara? Domandai due sbonanimas de su costruttori Gaetano Semmenza, de s'impiegao Antonio Canessa e de su direttore Marcheso de Villermosa Popurittu e a tutti i satrus che anti de più ponni senza de paga su traballo un soro e is benis de famiglia. Po cussas festas chi funta parrara senza storia. Arrori! E per oggi è tutto, a domani per un'altra puntata di Critico Tutti. Purtroppo non è cambiato molto, anche adesso totus a pappai. Non chiedete mai a un ferroviere se ha qualche aneddoto da raccontare. Altro che le 1001 notte. Al confronto il Decamerone è niente. Stiamo parlando di alcune squadre che lavoravano in tutto il compartimento, che andavano in giro, diciamo, si creava una piccola comunità perché si dormiva assieme, si mangiava assieme e si era in giro per tutto il compartimento. E capitavano scherzi, insomma, qualcosettina per alleggerire l'orario di lavoro, insomma. Una volta eravamo in una stazione abbastanza grande e, sai, il servizio approvvigionamenti della ferrovia era un po' macchinoso e in quelle macchine servivano molti stracci perché si lavorava con grasso, olio e serviva molto. E c'era penuria proprio di stracci, di cascame, di queste cose qui. Un collega fa, no, ci penso io, non ti preoccupare, ci penso io per portare un po' di stracci, così sopperiamo a questo lasso di tempo di magra. Arrivano gli stracci ed era tutta biancheria intima della moglie e delle figlie. I colleghi
quando ambio questa cosa, e si terrore, e lo gusto. E te si pensa, piccano due arfunes, la ligano a sa macchina, tutto bene, posta, ragazzi, pari a sa ammiraglia della flotta italiana, e tutta piccana, e mudandas, mizzas, regisenos, e caldo che tutto su chi baiata. Da chi vinto tornando da giù traballo, vi ora sa una, vi vinto tutti gli studenti in questa stazione. Entrano in questa stazione e cominciano a suonare la tromba. Pom, pom, pom. Baia di sì che c'era da crepare dal ridere. Non era questo che aveva portato gli stracci. Non ve ne porto più. E per un mese non ha parlato con nessuno dei suoi colleghi. Abbiamo centinaia di aneddoti per voi. Conoscerli è molto semplice. Sapete come? Venite a trovarci. Scusi. A che ora parte il treno delle 9:45? Alle 10 meno un quarto, signora. Ecco qua, serve un orologio. Basta che non sia preciso come quello di Tatari. Surellozu Tattaresu, Maccu Naschidu e Maccu Paschidu. Siamo alla gente di un urellozu, non di una persona. Ma è possibile che un urellozu possa essere Maccu? A intende questa contanzia pare proprio caia. Se tu preguntais a sos tattaresos anzianos, stai sicuro che bonnarana caemmo? E rispondene, se zisnende de surellozu fatto in sorso, certo che è il macco, commente sul macco tutto so sincoso. Parizzo sanno il faede, parizzo il meda, surellozu de saviatta de stazione de Tattari, fu di preciso commente de pedesse preciso un urellozu de stazione. A questo tempo, mi hai narrede, che sa precisione fu di un pago larga che si podia permettere di anticipare o ritardare di qualche minuto a sadie. Tanto bevono i ferrovieri che lo controllaiano e aggiustaiano donzi die che posa ferrovia sa precisione non deppe mensire. Passato sparizzos anni di ricchi e tac sempre uguales in saviata da Taresa, è scapitato però che surellozzo ha cominciato a sì che il menticare calchi dicchi e calchi dac, onzi tanto, ed è tornare in seguito o andare avanti, de parizzo il minutos, che era per un motivo. Gai, quando vi pariada e quando venia da conca. Sa gente ha cominciato a bie questa alfuida sa dananti a dai seguiti e subito si indeste prena sa zittale. Ma senza per uno a rennego si indebrullaiana, come se un brullano sono stata resos. I scommittinde vina spiatto de vavatta e de gioca minuta, pochia indovinaia su ritardo o su anticipo de gusadie. Si commette però a sul ferrovieri su macchine di surellozzo de saviazza non li spiaghiada, hanno pensato de che ogare reso si sballo de minutoso, cambiandobi su motore meccanico con un motore elettrico. Dai dando surellozzo a tornare a funzionare preciso, vinza saccando e sta barra ugue. Finì sa carriera da Taresa, surellozzo che sti stava attivo a su Moisè ferroviario de Castello. Ma in su frammestio de su viaggio de trasferimento, che sti stava perdio si granazzo de sa sorasa, che nessuno vrulbe sia a campo, mancari sia stata scriccata fino a sotto sa spedras. Da edando surellozzo sinna solo sul minutos. Ammo scriccato fino al deluponne da posto, e ammo scoperto che sa contanzia stata resa sa tenian veritade. Surellozzo donzi tanto fa e sono si stranoso, e noi spuru ammo pensato che surellozzo è il mesumacco. Una die si cheste segato una ente de una rodichedda, e ammo il più muttire su dottore de sorellozzo. Manco chi sa ente bi essere servia po' appare.
E signor Giorgio, gai si mutti sullo zaio, chi con pazienza e abilitade bi la torrata a fa in noa e bi ha pulito tutto sasatter al dentese e s'arrodicheddasa, transinde che proine e rena chi lo imbruttaiada, e fa quindi lo gai torrare a funzionare che buono. Quando non l'ha torrau a noisi in su Moisè, nos ha nato, a barrare tranquillo, surell'ozzo e storrato che no. Andando giù isso, a Mimmi non mi pare te. Surell'ozzo macco fudi e macco este a barrau, che zoppiat ancora con calchi dicchi e con calchi d'ac. Come noi podimmo scontare questa contanzia a tutto questo schienini a visitare su Moisè e sa ferrovia in Castello e chi tenne sa pazienza di abbarrare e scurtare su di chi tacca a mezzo zoppo. Decidi disso però quando a zoppicare. De su resto, se il meso macco non podia fare che gai, si no, non fu di sta un macco. Io lo so che adesso state controllando l'orologio. Tranquilli. Quello matto è solo il nostro.